La seconda corsa è un confronto per cavalli di 4 anni sulla distanza del miglio, ritirato il numero 9 Firework Pink, restano 12, 1 Francisco Benal, 2 Folgore Fi, 3 Frankie Bright, 4 Florida Lake, 5 Farfuglia Gnaffà, 6 Formidabile Caff, seconda linea, 7 Fermellino, 8 Figaro del Circeo, 10 Fulmine DSE, 11 Frida Pax, 12 Face to Face SBF, in terza fila 13 Faisal dei Greppi. Pronostico che vede Farfuglia Gnaffà favorita, in sediolo Giuseppe Colantonio, numero 5 dello schieramento, macchina che accelera, ed è proprio Farfuglia Gnaffà che cerca di portarsi in testa. Si oppongono sia Francisco Benal che Folgore Fi, e Farfuglia Gnaffà costretti in terza ruota sulla prima curva. C'è poi l'errore di Folgore numero 1 Francisco Benal, mentre dalla seconda fila è Fermellino che conquista la testa e guida a completamento dei 400 metri. Farfuglia si è sistemata in seconda posizione, 400 che se ne vanno in 33 sulla seconda piegata. In terza posizione vediamo Frankie Bright, mentre al largo progredisce Florida Lake. Florida dopo 600 metri in 46,2 va sulla testa della corsa, cerca di portarsi perlomeno, ed è ora al sediolo. Numero 6 Formidabile Caff, squalificato. Tanto la squalifica per Formidabile Caff, 800 metri in 1,5. Ripetiamo, numero 1 Francisco Benal, squalificato. Fermellino nei confronti di Florida Lake all'esterno, poi Farfuglia Gnaffà lungo la corda, più indietro Frankie Bright, poi Fulmine DSE, ancora Folgore Fi lungo la corda, al largo Frida Pax, chilometro in 1,17,3, con Florida Lake che insiste su Fermellino. Alla corda c'è sempre Farfuglia Gnaffà, per il momento chiusa. Paretto dei 400 finali con Fermellino in vantaggio. All'esterno Florida Lake, seguito da Fulmine DSE. Alla corda è sempre Farfuglia Gnaffà, completamento della piegata con Fermellino che entra in vantaggio addirittura d'arrivo, ancora attaccato da Florida Lake, terza ruota invece per Fulmine DSE, mentre all'interno si lancia Farfuglia Gnaffà, finale con Fulmine DSE che passa e vince su Florida Lake, terzo posto per Farfuglia Gnaffà, 1,16,4, vince Fulmine DSE con Guido Gnoffo in sediolo, che segue tutta strada l'azione di Florida Lake per scattare in retta d'arrivo e passare agevolmente nel finale e battere la stessa Florida Lake, mentre al terzo posto sgabbia in preferenziale Farfuglia Gnaffà e conquista la terza moneta nei confronti di Fermellino. Il successo quindi va al numero 10 Fulmine DSE, Guido Gnoffo per conto di Massimo Trevellin, la proprietà dello stesso Guido Gnoffo.